Buongiorno, buongiorno, tanta cronaca oggi nel Focus TG da tutte le nostre province. Intanto vediamo attraverso i titoli del Gazzettino, fatti di cui ci occuperemo, la morte purtroppo di un ragazzo di 22 anni, è morto nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa, è successo a Rovolon. E poi nell'Udinese Simone De Ciglia travolto dalla valanga sul Lussari, il maestro di snowboard è morto dopo ore di agonia in ospedale, aveva 33 anni. Partiamo dalla cronaca e dai truffatori. I truffatori sono sempre in attività, ce ne sono di quelli che si fingono idraulici. Tra questi c'è un truffatore seriale che ha fatto centinaia di vittime nel nord-est. Intercetta i post degli utenti nei gruppi social, lascia un commento offrendo la propria disponibilità e si accorda in privato, talvolta scambiandosi anche il numero di telefono. Poi, una volta agganciata la vittima, fa scattare la truffa. Si spaccia come tecnico specializzato in lavori domestici, in particolare idraulici e riparazioni di elettrodomestici, ma anche sostituzioni di caldaie. Si tratta in realtà di un truffatore seriale. Nella sua trappola sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est. Quest'estate ha battuto a tappeto il territorio veneziano, ma ha girato anche nel trevigiano, padovano e bellunese. Il modus operandi è sempre il medesimo. Dopo aver intercettato la vittima, si presenta con una certa tempestività presso il domicilio del cliente, sfoggiando una tuta da lavoro e un borsone con attrezzi. Dopo un sopralluogo rappresenta la necessità di un anticipo per l'acquisto di materiale o pezzi di ricambio, nonché per le lavorazioni da effettuare. Una volta ricevuti i soldi, la trappola ormai è già scattata. Incassate le somme di denaro, il truffatore si rende irreperibile e blocca ogni contatto. Qualcuno ha perso 100 euro, altri 350 fino a 1500 euro. Nel mirino del sedicente idraulico anche persone fragili, in difficoltà economiche o anziani con invalidità. L'uomo, che sarebbe residente nell'Asolano, nonostante numerose querele, fino ad oggi è rimasto impunito. E le vittime, che hanno cercato di mettere in guardia altri cittadini, sono state minacciate dal truffatore. Non solo, ma di recente ha cambiato il proprio nominativo sui social. Seriale ma anche impavido, il sedicente idraulico non disdegna neppure i pagamenti effettuati mediante bonifici o ricariche sui conti intestati allo stesso o alla compagna, utilizzando i dati ed emettendo fatture di una ditta che risulta chiusa da anni. Una vicenda che pone interrogativi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione e sulla difficoltà di fermare reati seriali di piccolo importo. Conosciuto anche dalle forze dell'ordine, ma ancora libero di truffare chiunque. E su questi truffatori sentiamo la testimonianza di una delle vittime, vediamo. Lui sostanzialmente o vende merce, per cui si fa inviare i soldi tramite bonifico e poi sparisce, merce di tutti i tipi. Ho visto da parte sua annunci di mobili per la casa, abbigliamento, orologi, legna da ardere, attrezzatura da lavoro, cioè vende più roba di Amazon. Oppure lavori da artigiano, principalmente da idraulico, muratore. Dice di fare manutenzione alle caldaie, manutenzione stufe pellet, anche con documentazione, che però non è vero. Lui sostanzialmente si fa dare l'acconto e sparisce. È questo il modus operandi del truffatore che da circa 2 anni si spaccia sui gruppi social come sedicente tecnico, offrendo la propria disponibilità per riparazioni idrauliche o di elettrodomestici, intercettando i post degli utenti in cerca di uno specialista. Abbiamo intervistato una delle tante vittime tra le province di Treviso, Padova e Venezia caduta nella sua trappola. Si trovava peraltro nella mia città, Padova, perché aveva dei cantieri aperti in zona, e quindi ha fatto una scappata a casa mia per vedere se poteva fare qualcosa. Lui è originario della provincia di Treviso, cioè esattamente di Cornuda. Quindi visiono il lavoro, mi disse che cosa avrebbe fatto, diede la sua disponibilità, mi fece anche un preventivo e si portò via alcuni pezzi di tubazioni, valvole, raccordi e un acconto di 300 euro per iniziare i lavori, che li pagai al momento dal cellulare tramite bonifico bancario. Una volta ricevuto il denaro, il truffatore è sparito nel buio. Sono iniziate le scuse e i rinvii fino al blocco del numero di telefono della vittima. A nulla è servita la denuncia ai carabinieri. Il malvivente tutt'oggi agisce ancora indisturbato. Io purtroppo feci delle ricerche dopo.
le avessi fatte prima, cercando nei vari gruppi social delle città. Ci sono ad esempio su Facebook dei gruppi che si chiamano sei di questa città, se, puntini, cercando tutte le città delle province di Treviso, Padova, Venezia. Lui è iscritto in tutti quanti. E dal 2020 poi ci sono decine di segnalazioni, gente che avvisa non rivolgetevi a questa persona, è un truffatore, mi ha estorto 300 euro, gli ho dato 1000 euro ed è sparito. Servizio di Marta Zatta. E sempre per la serie dei truffi, un funzionario del comune di Treviso, un finto funzionario del comune di Treviso, ha tentato di truffare un asilo nido privato di paese. È un uomo che si è spacciato per un dipendente del comune. È stato lo stesso sindaco Mario Conte a darne notizia. L'uomo ha contattato la struttura sostenendo di agire per conto del settore ragioneria e finanza di Cassugana, indicandone anche il nome e cognome esatti, e ha chiesto di effettuare un bonifico urgente da 4.000 euro allo scopo di sbloccare un pagamento di 14.000 euro per un errore relativo ad un contributo non andato a buon fine, per il quale un dipendente comunale avrebbe rischiato il licenziamento. La dipendente del nido insospettita ha contattato il comune di Treviso per verificare la veridicità delle informazioni ricevute ed è emerso anche che il truffatore aveva fatto pressioni psicologiche per indurre in errore la rappresentante legale della struttura. Quindi sono veramente machiavellici, questi truffatori le inventano tutte pur di guadagnare sulla pelle di persone che spesso purtroppo cascano nella loro rete. E nella rete dei ladri purtroppo finiscono tanti veneti. Vediamo cosa è successo a Montebelluna questa notte. Una guardia giurata che ha sorpreso i ladri che hanno assaltato una villa. Questa guardia giurata è stata colpita e ferita alla testa. La centrale operativa ha segnalato la manomissione delle telecamere e da lì l'intervento e l'aggressione con 3 uomini in fuga. Questa è la via in cui è avvenuto questo tentativo di furto. Poi ci collegheremo con Daniela Sizia per avere tutti i dettagli in diretta. E sempre allarme furti, questa volta a Monteberico. In una abitazione i ladri hanno trovato la cassaforte e ci racconta tutto il padrone di casa. Gli occhi elettronici filmano tutto, volti incappucciati, una gang criminale che sta per entrare in azione. Siamo a Monteberico, luogo sacro dominato dal santuario e contornato da ville, ed è qui che un'abitazione viene presa di mira dai ladri. È la prima serata e in casa non c'è nessuno. I ladri sono entrati dal primo piano, dalla finestra del primo piano, quindi si sono arrampicati sulla parete in sostanza, sfruttando gli appigli della pompeiana che c'è attigua appunto alla casa, e hanno sradicato letteralmente l'oscuro e il vetro che è antisfondamento, ma hanno proprio sradicato la finestra, quindi non hanno rotto il vetro in sostanza, e da lì si sono introdotti in casa e sono andati mirati, precisi e puntuali nella camera dove c'è una cassaforte con alcune cose personali, alcuni oggetti personali, che hanno tentato di smurare, e non riuscendoci, perché noi siamo arrivati di lì a poco in sostanza, quindi li abbiamo interrotti a pochi passi probabilmente dal completamento del lavoro. È il padrone di casa a raccontare quello che lui con la sua famiglia hanno vissuto in quei momenti scioccanti quando sono tornati nell'abitazione trovandola violata dai ladri. Fortunatamente sono più i danni del bottino. Le telecamere hanno ripreso 4 uomini incappucciati che sono rimasti all'interno dell'appartamento per quasi un'ora, fino alle 8:15 di sera. Ma chi vive qui a Monteberico adesso chiede più sicurezza, a cominciare da una connessione efficiente a beneficio anche degli antifurti. Purtroppo la connessione non è stabile, manca la fibra. In quel momento, ad esempio, l'impianto d'allarme era offline perché non dialogavano le sirene con i sensori che sono posti sulle finestre e sulle porte. Quindi l'impianto d'allarme c'è, ma non ha suonato. Stiamo cercando di lavorare con l'amministrazione per riuscire a portare questi supporti che ci permettano di tenere più monitorata la zona, in primis la videosorveglianza comunale, per la quale è necessaria una fibra, ed è necessaria anche la fibra domestica per avere i sistemi di videosorveglianza più connessi, più stabili. Anche in vista
Giubileo mariano che avremo nei prossimi mesi, una maggiore attenzione ovviamente da parte dell'amministrazione e da parte di tutte le istituzioni. Andiamo in diretta adesso a Montebelluna da Daniela Sizia e dall'operatore Nicoletta Rizzetto, perché una guardia giurata è stata ferita dopo aver sorpreso dei ladri all'opera. Daniela, a te la linea. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, lo hai detto tu, una guardia giurata che è stata colpita e aggredita da un malvivente. Grazie a questo vigilante insomma, è stata sventato un tentato furto, l'ennesimo nella Marca. Ne parliamo ormai sempre, in un'abitazione. Fra l'altro dentro l'abitazione c'erano i proprietari e questi malviventi si avevano manomesso le telecamere e le avevano abbassate verso il basso per non farsi riprendere, e poi probabilmente erano già entrati nel perimetro, nel giardino di questa casa, e grazie al vigilante che si è accorto che qualcosa non andava ed ha allertato la centrale qui della sede dei vigilanti, e poi insieme ai carabinieri. E noi abbiamo insomma qui adesso il vigilante che, lo vedete, è ferito, Marco De Santis, ed è insomma lui è stato aggredito, ferito. Che cos'è che si ricorda? Cos'è successo? Lei ha visto queste telecamere che erano manomesse e quindi ha chiamato, ha allertato subito. Dopo che cos'è accaduto? No, niente, io dal primo controllo intorno all'1:30 che abbiamo il nostro cliente ho fatto l'ispezione come da protocollo e mi sono accorto di queste telecamere rivolte verso il basso e ho avvisato la mia centrale, a quale la centrale poi ha constatato dalle registrazioni che erano entrati dentro, avevano manomesso queste telecamere, avvisando così il cliente, che poi il cliente chiedeva un ulteriore passaggio, un coso. E niente, mi sono staccato, ma dopo, verso le 2:15, 2:30, la centrale mi contatta che ha detto che vedeva fasci di luce nella proprietà, a quale mi sono staccato dalla zona e sono ritornato dall'abitazione. Sono entrato dalla seconda entrata, dove facciamo davanti e dietro, ci sono 2 entrate. Sono arrivato con il bagliore dei fari, praticamente ho visto questa sagoma affacciandosi da una aiuola, una siepe. Il tempo che io sono sceso dalla macchina per vedere giustamente sono stato raggiunto da qualcosa, adesso non le so dire. Non sa che cosa è stato colpito? No, non so, perché ho sentito solamente rimbalzare sulla macchina e poi mi è arrivato su per lo giù, non ci ho dato peso, mi sono girato dall'altra parte per prendere poi per arrivare, ma ha constatato il mio collega, poi è arrivato il supporto il mio collega subito e mi ha detto che stavo sanguinando, ecco, niente. È andato in pronto soccorso? Sì, dopo tutti poi sono arrivati i carabinieri, poi sono andato l'appuntato là di Montebelluna, mi ha detto ti conviene andare in pronto soccorso perché perdevi parecchio sangue, e sono andato in pronto soccorso accompagnato anche dai carabinieri, quali mi hanno visitato e mi hanno medicato, ecco, mi hanno messo la colla, quei cerotti là dei punti. Ecco, e nella sede, nella centrale c'era Katia Barichello che si è trovato con questa chiamata e poi ha allertato i carabinieri. Aveva visto anche lei dalle telecamere, ha visto che c'erano 2 persone all'interno del perimetro della casa. Certo, che avevano scavalcato il cancello ed erano entrati per manomettere le telecamere, quindi abbassarle in modo da probabilmente prepararsi alla via di fuga per non essere visti quando sarebbero entrati poi sicuramente. Ecco, lei fra l'altro ha chiamato proprio anche i suoi proprietari della casa che erano all'interno, lo ripetiamo, erano all'interno proprio dell'abitazione, per dire non uscite da casa, rimanete dentro e stiamo chiamando le forze dell'ordine. Certo, noi avvertiamo sempre i titolari per metterli a conoscenza, perché in qualsiasi rumore, dicevo, se sentivano rumori o qualsiasi cosa avrebbero potuto chiamare immediatamente, che saremmo comunque intervenuti, perché non sapevamo durante l'arco notturno quando eventualmente fosse stata l'intrusione, e quindi ho allertato i carabinieri di Montebelluna, che sono sempre collaborativi e sono intervenuti anche loro sul posto con noi, hanno fatto una perlustrazione della zona inizialmente fino a dopo circa mezz'ora da questo evento. È successo appunto che ho notato dalle telecamere questo fascio di luce e che ho allertato subito i colleghi che intervenissero nuovamente sul posto e i carabinieri sono tutti intervenuti lì sul posto, e lì poi c'è stato appunto il collega che è stato ferito quando è sceso da una macchina da questa sagoma di questo individuo, che sicuramente
praticamente era lì che aspettava il momento opportuno per poter accedere all'interno. Al proprietario le ho raccomandato, mi raccomando, non esca assolutamente nessuno di voi fin tanto che non vi do l'ok, perché è meglio salvaguardare sicuramente la proprietà, oltre alla proprietà, ma soprattutto chi ci abita dentro. Sì. Ecco, ovviamente indagino adesso dei carabinieri che stanno cercando di individuare i malviventi che sono riusciti a fuggire. Sicuramente 2 erano all'interno, probabilmente questa terza persona che faceva da palo e che poi ha aggredito il vigilante. Si cercano ovviamente le immagini delle telecamere della zona, visto che quelle appunto dell'abitazione erano state proprio manomesse per poter irrompere nell'abitazione. Da Montebelluna, direttore, è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Stizzia, Nicoletta Rizzetto. Sempre sul furto dei colpi nelle abitazioni, vediamo un'ultima ora che è appena stata pubblicata dal giornale di Vicenza. Marostica, faceva da palo durante la violenta rapina in casa, arrestata una bassanese di 54 anni. La donna ritenuta coinvolta nella rapina del settembre del 2025, quando una 79enne e il figlio furono aggrediti e minacciati per ore e i rapinatori portarono via 60.000 euro. Una bella storia adesso, una storia a lieto epilogo. Poteva essere una vicenda drammatica, ma è andato tutto bene perché un tassista ha salvato un cliente che era stato colpito da un infarto. Andiamo in diretta da Marta Zatta e Federico Cibotto. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, tra le tante brutte notizie che ogni giorno inevitabilmente dobbiamo raccontare, oggi ne raccontiamo una bella. Io sono in compagnia di Nicola Dal Corso, presidente della cooperativa Radiotaxi di Padova, e di Gino Stellin, il tassista che svolge questo lavoro da oltre 40 anni. Non vuole essere definito un eroe, però di fatto ha salvato la vita a un suo cliente perché si è accorto in tempo e per fortuna di un principio di infarto. Lei ha visto diversi sintomi e ha detto subito: dobbiamo correre in ospedale. Per forza aveva dolore al braccio, dolore al petto, e a un certo momento ha cominciato a parlare un po' con la bocca bloccata. Mi fa paura. Mi sono fermato, l'ho guardato e ho detto: andiamo a Abono. No, pronto soccorso di Padova subito. È partito, l'ho portato al pronto soccorso, ho consegnato subito ai medici. E non l'ha più sentito poi quest'uomo che ha salvato? Più sentito, più neanche visto, ma la cosa non mi interessa. Io ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi collega della cooperativa Radiotaxi. Lei svolge questo lavoro da più di 40 anni e immagino che ne abbia viste di situazioni così, però le fa onore aver fatto anche questo gesto. È una cosa naturale, normale, qualsiasi collega, ripeto, l'avrebbe fatto uguale. Siamo tutti tassisti, dappertutto un tassista, se vede il cliente che sta male, lo aiuta. È una cosa che viene spontanea. Io sono anche in compagnia di Nicola Dal Corso, che è il presidente appunto della cooperativa. Fa anche piacere che certi gesti vengano riconosciuti e soprattutto fa piacere avere anche del personale così disponibile ad aiutare il prossimo. Certamente, anche perché Gino si è preso anche la briga di dire: non ti porto ad Abano, ma ti porto esclusivamente all'ospedale più vicino, anche perché se avesse fatto il tragitto e fosse successo qualcosa di non bello, sarebbe stato veramente brutto anche poi. Quindi lui si è, tra virgolette, ha preso lui la decisione di dire: mi prendo io a carico la tua vita e ti do una mano, e sinceramente la cosa è andata a buon fine praticamente. Avete festeggiato questo momento? Non ne abbiamo avuto tempo, Gino lo stiamo festeggiando giornalmente, ma non ne abbiamo avuto tempo per festeggiare, fare una festa di per sé. Quando sarà finito il tutto, allora sì, di sicuro.
Gino, insomma, 40 anni che svolge 46 anni che svolge questo servizio, e prima ne parlavamo anche tante passioni, ma diciamo che un po' le è entrato nel sangue questo lavoro. È un lavoro che piace perché sei a contatto del pubblico, vedi, sei fuori, non sei dentro quattro mura di un ufficio. E in più senti, i tassisti sono come i confessori, senti di tutto. Ci vuole pazienza, questo è un lavoro che bisogna amare. E con questa insomma bella notizia da Padova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Marta Zatta, Federico Cibotto e i loro ospiti. È anche un lavoro spesso anche pericoloso, no? Non è un lavoro di questi tempi del tutto sicuro, purtroppo. Passiamo agli incidenti stradali. È morto in ospedale dopo alcune ore dal suo ricovero un 22enne di Rovolon sui colli Euganei. Il giovane si è schiantato contro un muro poco prima di arrivare a casa. Troppo gravi le ferite riportate. È morto in ospedale il 22enne che si è schiantato con la sua auto a Rovolon in via Pozzetto, all'altezza dell'incrocio con via Frassanelle in direzione Bastia. La vittima è Marco Miotto e viveva in paese. Il ragazzo era stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorso dai medici del 118. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Teolo per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne, che da pochi mesi lavorava in un'azienda di Barbarano Vicentino, era alla guida di un Audi A6 Avant e sarebbe uscito di strada autonomamente, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di un'abitazione a poche centinaia di metri da casa sua. Sono stati i residenti, sentendo il forte boato, a dare l'allarme e allertare i soccorsi, ma anche un automobilista che seguiva la vettura del giovane e l'ha vista schiantarsi. Il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Padova in codice rosso, ma le sue condizioni erano parse fin da subito molto critiche e alcune ore dopo è spirato nel reparto di terapia intensiva. Al momento dell'incidente Marco Miotto era solo in auto. Tra le cause, probabilmente anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Servizio di Federico Fusetti. E alle 8:15 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Motta di Livenza, in viale Aldo Moro, a seguito dell'investimento di una ragazza in bicicletta. Arrivata sul posto, la squadra proveniente dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Motta di Livenza ha provveduto a collaborare con il personale SUEM 118 nel prestare soccorso alla giovane, che è stata successivamente trasferita in ospedale. Parliamo adesso di agrivoltaico. Era previsto un enorme impianto agrivoltaico, pensate, delle dimensioni del centro storico di Bassano del Grappa, nella campagna adiacente a Rosà, ma c'è stato un netto no del Consiglio Comunale. Andiamo in diretta per i particolari da Nancy Galdi con il nostro operatore Alessandro Costacurta. A te, Nancy. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Torniamo a parlare dunque della questione agrivoltaico, un progetto molto discusso che riguarda la zona di Rosà, in parte anche i comuni di Cartigliano e Tezze sul Brenta. Sarebbe uno degli impianti agrivoltaici più grandi del nord Italia. Il comune, assieme a molti cittadini, sta portando avanti una battaglia per il no, a cui noi stiamo dando voce. Si aggiunge ora un passaggio fondamentale, ce lo racconta Paolo Bordignon, vice sindaco di Rosà. Sì, siamo giunti ormai al termine per le osservazioni da inviare alla via regionale. Naturalmente ci siamo riuniti, abbiamo riunito le due commissioni, quella ecologia e urbanistica, proprio l'altro giorno, che abbiamo un po' vagliato e controllato le contribuzioni prodotte dalla parte tecnica, dall'aspetto ambientale sia dalla parte giuridica. Abbiamo condiviso, è un'altra forma migliore per la condivisione, una forza di dire un no forte contro questo impianto, sia dalla parte della maggioranza ma soprattutto con l'aiuto
soprattutto anche dalla minoranza. Abbiamo lavorato assieme, abbiamo stilato questo documento che invieremo alla Regione naturalmente entro il giorno 12, un documento che si punta su 7 punti principali. I soliti punti sono praticamente l'aspetto urbanistico, l'area è un'area preservata da un'identità ben precisa, area speciale a parco, approvato dalla Regione Veneto nel 2002, per cui un punto fermo è questo. Gli altri punti sono l'aspetto ambientale, l'aspetto identitario, che è l'aspetto principale, perché tirar via un territorio, un'area fruibile, un'area che sta vivendo tutto il paese naturalmente, e soprattutto alle porte di un centro come Bassano del Grappa. Ecco, minoranza e maggioranza unite per un no deciso e condiviso. Sì, è la terza volta che ci troviamo, soprattutto anche in Consiglio Comunale, prima con la delibera di intento che abbiamo detto un no preciso. Non siamo contro il green, non siamo contro gli aspetti delle produzioni di energia del green, verde, ma siamo contro questi aspetti di questi impianti, mega impianti, che è veramente una distruzione di un territorio importante a ridosso di una frazione che è la più numerosa del comune di Rosà. Adesso il progetto sarà ufficialmente presentato alla Regione l'11 febbraio. Sì, il proponente illustrerà il progetto l'11 febbraio alla Regione Veneto, parteciperemo anche noi come comune, dopodiché entro il 12 dobbiamo fare le osservazioni, siamo a contatto con i comitati che faranno anche loro delle osservazioni ben precise che riguardano un po' anche la fauna, tutto l'aspetto ambientale, ma l'aspetto identitario è il principale, perché stiamo tirando via un'area fruibile, una comunità, tutti coloro che vivono nel paese, soprattutto tutti coloro che alla domenica girano per questa immensa area per camminare, per respirare, per stare all'aria aperta. Ecco, grazie Paolo Bordignone, grazie anche ad Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Per ora è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi, restiamo in zona e su argomenti che riguardano comunque l'ambiente, liquami agricoli che sono stati sparsi nei campi in inverno, ed è già vietato di per sé, ma in un terreno non idoneo e senza autorizzazioni. I carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno sequestrato i mezzi impiegati. Liquami agricoli sparsi nei campi nonostante il divieto e l'assenza di autorizzazioni. Scatta il sequestro preventivo dei mezzi agricoli impiegati. È successo lo scorso 21 gennaio. I carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno notato un trattore e un carro botte procedere lungo via Piovega ad Asolo. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che il convoglio raggiungeva un terreno nel comune di Mussolente, una zona classificata come vulnerabile ai nitrati, dove era in corso tuttavia uno spandimento massivo di liquami. Lo spandimento avveniva in pieno inverno, periodo in cui la legge lo vieta completamente. Dai controlli è emerso anche che mancavano i documenti necessari di trasporto e che i terreni non risultavano autorizzati per questo tipo di attività neanche al di fuori del periodo di fermo stagionale. A quel punto i militari hanno fermato tutto e sequestrato il trattore e il carro botte. Il procedimento è ancora in fase di indagine e la responsabilità sarà accertata solo da una sentenza definitiva. Nel frattempo i controlli dei carabinieri forestali continuano di giorno e di notte per contrastare i fenomeni illeciti di inquinamento da nitrati e tutelare il territorio e le risorse idriche. Oggi in regia Alberto Pivetta e Andrea Basso, e andiamo avanti con le mamme no PFAS. C'è stato un presidio alla sede dell'ARPAF in via Zamenhof, in discussione il progetto di bonifica della ex Miteni di Trissino. Sono state espresse preoccupazioni sulle scelte che si pensa saranno fatte nelle prossime settimane. Noi siamo qui perché si stanno facendo delle conferenze di servizi importanti, a fine mese verrà presentato il progetto di bonifica. Quello che noi vogliamo è una bonifica vera, che da lì non esca più niente. La messa in sicurezza permanente significa che ci saranno dei controlli, dei problemi di gestione che saranno sempre a carico di queste aziende, e noi di queste aziende chiaramente non ci fidiamo. Per questo una rappresentanza silenziosa delle mamme no PFAS ha presidiato la sede ARPAF di Vicenza nel corso della discussione del progetto di bonifica della Miteni, formalmente avviato ma ancora fermo operativamente. Una pericolosa ferita ancora aperta nel cuore del Vicentino che sta ancora inquinando. Il percorso dell'effettivo risanamento ambientale è ancora irto di ostacoli. Verrà presentato questo progetto di bonifica
per cui noi vogliamo seguire passo a passo, come abbiamo fatto col processo, tutto l'iter di questa per la bonifica, e come abbiamo fatto col processo saremo presenti ad ogni conferenza dei servizi per fare e portare il nostro contributo. Qui si parla del futuro dei nostri figli e di tutta la comunità. Una delegazione è stata accolta e ascoltata nel corso della riunione. Le mamme no fas intendono dare sostegno alle istituzioni nel chiedere la bonifica, ma esprimono anche un forte timore. Noi abbiamo paura che vengano fatte delle scelte che non possano essere durature e significative nel tempo. Noi vogliamo la risoluzione del problema definitiva, per cui dovranno decidere di fare degli interventi dove queste aziende non potranno più avere voce in capitolo, perché non possiamo lasciare una gestione nel futuro agli inquinatori. Andiamo a Venezia adesso, dove è in corso l'inaugurazione del 158° anno dell'Università Ca' Foscari, presenti tra gli altri il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il Sindaco Brugnaro. Andiamo in diretta, Stefani sta parlando. Di sindaco, di amministratore locale, e credo che il dialogo con gli amministratori sia la chiave per decidere il futuro dei territori. Al tempo stesso credo che prima dobbiamo risolvere i problemi delle nostre città, dei nostri comuni, e poi possiamo ragionare su altre politiche. Le politiche di area vasta in generale fanno parte del programma della Regione del Veneto, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni che hanno bisogno di consorzi di funzioni in materia ad alta standardizzazione, e quindi in materie in cui non è possibile pensare che ci sia il massimo esperto in quella determinata materia in un comune da 3.000 o 5.000 anime. Non ci sarà mai il massimo esperto in materia di digitalizzazione, di ambiente, di sostenibilità, di innovazione. Bisogna unire le forze, avere una figura specialistica capace di condividere la propria competenza tecnica per più comuni. L'Università Veneta è sempre più in rete, sempre più a dimensione di campus? È così. Io tra l'altro sul mio programma ho basato un intero capitolo al mondo dell'università, sul mondo dell'università, che è un mondo che io conosco anche abbastanza bene e che voglio assolutamente, su cui voglio assolutamente costruire un programma di trattenimento dei talenti, di valorizzazione del merito. È stata l'ultima frase del mio intervento di oggi, che continuo a ribadire e rappresenta il fattore di crescita del nostro territorio. Se non facciamo rete con l'università, se non mettiamo in sinergia le università con le imprese innovative del nostro territorio, non andremo da nessuna parte. C'è bisogno di creare un ecosistema che metta in relazione università, dipartimenti universitari e imprese innovative. L'Università Ca' Foscari già lo fa e su questo stiamo lavorando per poterlo estendere in tutto il Veneto, e credo che queste siano le risposte, perché poi un giovane va all'estero, sicuramente va all'estero anche per accrescere la propria competenza, il proprio curriculum, come è giusto che sia, ed è giusto che lo faccia, ma per poter pensare di trattenerli qui dobbiamo metterli in relazione con le imprese innovative del nostro territorio, creare dei luoghi anche fisici di coinvolgimento, un ecosistema che metta insieme studenti, talenti, dipartimenti e imprese. Presidente Stefani, per quanto riguarda le Olimpiadi, lei ha detto che parteciperà solo agli avvenimenti più importanti. Nel frattempo che cosa farà? Che progetti ha? Le Olimpiadi sono una vetrina internazionale straordinaria, sono un evento irripetibile se non fra molti anni nel nostro territorio, e sono sicuramente qualcosa di straordinario per questo territorio. Al tempo stesso, l'ho detto, ma non credo sia qualcosa di, come posso dire, di nuovo, il fatto che un presidente di regione ha anche altre incombenze, quindi è giusto che si occupi di sanità, di sociale, di lavoro, di impresa, e lo faccia anche durante le Olimpiadi, e credo sia assolutamente doveroso e faccia parte del mio compito istituzionale. Quindi mi fa specie che sia un po' una notizia, però credo sia assolutamente qualcosa di normale e che sia doveroso. Ecco. Grazie. Dare un numero rispetto, tornando al tema delle borse di studio, a quanto ammonta questo vostro impegno?
Noi stiamo affrontando con i fondi comunitari, quindi con i fondi FESR questa sfida. Ovviamente sarà anche oggetto di una conferenza stampa nel momento in cui ovviamente lo renderemo pratico. Abbiamo messo a disposizione più di 10 milioni di euro che ovviamente nel corso del tempo sono stati in parte utilizzati, in parte saranno utilizzati prossimamente e ovviamente sono destinati agli idonei che non hanno ancora beneficiato della borsa di studio. Ovviamente questo è un lavoro che stiamo svolgendo insieme all'assessorato competente, quindi l'assessore Valeria Mantovani. Gli idonei che sono rimasti fuori, perché qua gli studenti parlavano di 10.000 a livello veneziano, quanti sono? Beh, non sono 10.000 a livello veneziano, abbiamo un percorso su cui stiamo lavorando insieme alle università ovviamente per fare il calcolo. Noi abbiamo messo a disposizione 10 milioni che sono i fondi che ci sono stati richiesti per poter coprire il maggior numero di borse di studenti beneficiari, studenti idonei non beneficiari. È ovvio che su questo percorso serviva un investimento importante della Regione, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo nel corso dei prossimi anni in accordo con le università, che noi metteremo a disposizione i fondi parte Regione che ovviamente sono assolutamente necessari per riuscire a dare risposte agli studenti. È uno sforzo importante che la Regione fa e credo sia assolutamente importante che la Regione faccia questo percorso, questo sforzo, riconoscendo che è un bilancio regionale. In questo momento ovviamente andremo ad approvarlo nei prossimi mesi e quindi non era cosa scontata, non era cosa semplice, non era cosa facile e lo facciamo utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione. Grazie. Invece si era creato questo buco, diciamo. Risposto prima, però lo ribadisco, no, chiedo scusa. Allora, nel corso del tempo sono stati fatti degli assestamenti di bilancio in corso d'opera per trovare delle soluzioni e quindi tra l'altro anche l'università recentemente ha investito delle risorse oltre a quelle della Regione e devo ringraziare la rete dell'università del territorio. Fare rete con il mondo universitario è importante anche per dare questo tipo di risposte e è fondamentale anche costruire una sinergia forte con le realtà del territorio per affrontare questa sfida, che è una sfida di tutti. Quindi è chiaro che dobbiamo parlare di sostenibilità dei bilanci, non sono scelte che dalla sera alla mattina uno trova 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni in un bilancio regionale, è inutile negarlo. Al tempo stesso, ovviamente sfruttando le opportunità che abbiamo a disposizione, cercheremo di dare tutte le risposte possibili, è un impegno che mi sono preso e voglio portarlo a termine. Insomma, ecco. Grazie Presidente. Grazie a voi. Bene, questo era il Presidente Alberto Stefani all'inaugurazione del 158° anno dell'Università Ca' Foscari e poi è previsto anche un intervento del Sindaco Luigi Brugnaro e avete sentito il Presidente ha fatto riferimento alle Olimpiadi, iniziano domani con la cerimonia di apertura a Milano nello stadio di San Siro e proprio nel capoluogo lombardo è arrivata poco fa la fiamma olimpica. Intanto a Cortina sono stati sventati dei cyber attacchi ad alcuni siti delle Olimpiadi, tra cui diversi alberghi. Lo ha detto dagli Stati Uniti il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando di ritenere che si tratti di azioni di matrice russa. Sentiamo il nostro servizio. Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Gli atleti e le atlete hanno già iniziato a scendere in pista. Si è cominciato con il curling, a seguire l'hockey e lo snowboard. Nel curling grande emozione per la medagliata Stefania Costantini. La cortinese ha sottolineato come non vede l'ora di iniziare, aggiungendo come l'essere a casa le dia una spinta ulteriore. Contenta perché lei e il suo partner nel misto avranno ovviamente il tifo dalla loro parte, con gli italiani che finalmente potranno vedere un curling di alto livello da vicino. Intanto è ormai pronto tutto quanto richiesto dal Comitato Olimpico per garantire la sicurezza sanitaria durante il periodo di gara. È un anno che ci lavoriamo su quella che è la sicurezza sanitaria per quanto riguarda le Olimpiadi, e parlo di atleti e di famiglia olimpica, una macchina che si articola con la presenza dei professionisti nei luoghi di gara, quindi Tofane, stadio del ghiaccio, pista da bob, policlinico olimpico, villaggio olimpico,
ospedale di Belluno come ospedale olimpico e ospedale di Treviso come altro ospedale appunto olimpico. Quindi è una macchina anche questa che ha già fatto il suo rodaggio, che è pronta, è prontissima a sviluppare i suoi interventi e che coinvolge in questo mese di Olimpiadi e Paralimpiadi 1000 professionisti che arrivano da tutto quanto il Veneto. Da Treviso intanto IARIX, centro di competenza per la cybersecurity, in tema di Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 informa di una campagna di minacce cibernetiche riconducibile al gruppo NoName. Il nostro team di Cyber Threat Intelligence ha individuato una nuova minaccia che arriva dal noto gruppo filorusso NoName. Il gruppo NoName ha dichiarato sui suoi canali di comunicazione tipo Telegram che effettuerà una serie di attacchi chiamati tecnicamente DDoS, Denial of Service, verso target italiani collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questo tipo di attacco, ricordiamo, che puntano a oscurare o a bloccare certi servizi, tipo la raggiungibilità del sito internet stesso. IARIX, a questo scopo, ha anche diffuso aggiornamenti relativi alla mobilitazione dei membri del collettivo contro tali siti, accompagnati da foto che attestano l'accesso non autorizzato a telecamere di sorveglianza. Se non bastasse, arrivano anche critiche feroci come quelle del New York Times, che titola sottolineando che la 25esima edizione dei giochi avrà 8 sedi diverse distribuite su circa 8.500 miglia quadrate del nord Italia, con lunghe distanze, strade strette, collegamenti complessi e nevicate, che per l'autorevole quotidiano statunitense renderanno la logistica un incubo. Servizio di Fabio Fioravanti. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia in diretta con Alessandro Surza e con il nostro tecnico Francesco Zilli, perché un giovane maestro di snowboard è stato travolto da una valanga ed è morto. A te Alessandro. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri amici che ci seguono. Siamo, come ha detto lei correttamente, in Friuli Venezia Giulia, per la precisione nella capitale della Val Canale, a Tarvisio. E proprio sui monti di Tarvisio, precisamente tra il Monte Lussari e il Monte Prasniga, a quota 1600 metri, nella serata di ieri si è consumata una tragedia che veramente a Tarvisio ci raccontano quasi non avere precedenti, perché ha perso la vita un esperto snowboarder, maestro di sci, un ragazzo di 33 anni, Simone De Ciglia, che era conosciutissimo in paese, aveva anche dei profili social molto seguiti in cui mostrava le sue foto, l'amore per la natura, i suoi fuoripista proprio con lo snowboard, con paesaggi mozzafiato, le corse in bicicletta, l'aiuto, perché oltre a essere maestro di snowboard aiutava anche i suoi genitori conosciutissimi, albergatori della zona, proprietari dell'hotel Valle Verde, proprio ai piedi della pista da sci di Tarvisio. Ebbene, era un ragazzo solare, voluto bene da tutti, che ieri, dopo aver lavorato in hotel, ha deciso con altri suoi amici di andare a fare delle piste, di andare a fare una sciata col suo snowboard e con gli amici con gli sci. Erano circa le 3:30-4 quando in un fuoripista, in mezzo a un bosco a 1600 metri, si è staccata una valanga non di dimensioni clamorose, però una valanga che ha travolto esattamente Simone, che purtroppo è stato sul momento inizialmente trovato ed estratto vivo dai suoi amici, ma poi non ce l'ha fatta. I suoi amici intorno alle ore 16 hanno chiamato i soccorsi, l'elicottero però non è potuto partire perché il meteo era molto avverso. Ieri c'era un rischio 4 considerato molto forte di valanghe. Oggi per esempio la neve c'è, ma è di meno, il rischio valanghe è moderato, quindi è il rischio 3. Ieri era il rischio forte, ma Simone era un esperto snowboarder e sapeva insomma quello che rischiava. Comunque, come ogni volta che qualcuno decide di andare a fare dei fuoripista o sci alpinismo,
è successo anche domenica in un'altra località montana. Ebbene, i soccorsi sono arrivati, ma ci hanno messo tanto tempo, hanno dovuto prendere la cabinovia, hanno dovuto poi con le motoslitte arrivare anche con dei volontari nel punto in cui poi si sono fermati per circa 4 ore per rianimare il ragazzo. Ce l'hanno fatta, infatti, come dicevo, è stato inizialmente estratto vivo, ma dalle prime ricostruzioni sembra che alla fine poi sia stata fatale la botta, lo schianto contro un albero in questa valanga che lo ha travolto, tant'è che poi Simone è stato riportato a valle, da lì la corsa disperata in ospedale a Udine con un defibrillatore mobile che ha cercato di tenerlo vivo fino all'arrivo in ospedale, e poi purtroppo all'arrivo al nosocomio di Udine Simone è spirato e non ce l'ha fatta. Ripeto, 33 anni, una tragedia immane. Qua siamo a Tarvisio da più di 2 ore, stiamo cercando di provare a trovare un ricordo, ma ogni persona che incontriamo o non lo conosceva o se lo conosceva inizia a piangere dalla commozione, dal dolore per quello che era Simone, e per farvi capire solo la città che è veramente in lutto per un ragazzo che purtroppo a soli 33 anni non c'è più, e non c'è più proprio facendo quello che amava. Adesso abbiamo il servizio, caro direttore, in ricordo proprio di Simone, che ci spiega un pochino meglio chi fosse, poi linea che può tornare a lei qui da Tarvisio. Io con Francesco Zilli, è tutto. Quello che vi abbiamo appena mostrato è il video con le ultime immagini di Simone De Ciglia prima di essere travolto dalla slavina che gli ha spezzato la vita a 33 anni, proprio mentre si godeva lo spettacolo della neve sui monti di casa, praticando uno degli sport di cui era appassionato. Simone amava gli sport estremi, quelli che ti danno una scarica di adrenalina. Che bomba! You go down just like Holy Mary. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Fotografo di talento, si divideva tra la passione per gli scatti e la pratica sportiva e la gestione con i familiari dell'Hotel Valle Verde di Tarvisio. La natura era il posto dove si trovava meglio, la neve in questo periodo. Deve aver sentito come irresistibile il richiamo della montagna dopo le forti nevicate dei giorni scorsi, talmente irresistibile da ignorare il rischio valanghe di livello 4 segnalato dai bollettini regionali. Ora è il momento del ricordo e del rispetto del dolore dei genitori, dei familiari tutti, degli amici e di chiunque lo conosceva, ma quello che è accaduto deve anche essere un monito a non sfidare il pericolo, anche e soprattutto quando il rischio è previsto e documentato. Esperti o principianti, la natura non fa sconti. Servizio di Alessandro Surza, grazie per il collegamento, anche a Francesco Zilli, il nostro operatore della redazione di Udine. C'è stato, mi pare siamo di nuovo agli incidenti, un grave incidente stradale tra 2 auto a Campo San Piero, 3 le persone ferite trasportate al pronto soccorso. Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Campo San Piero. Sotto la pioggia battente, uno scontro tra 2 auto in via Guizze Basse ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nell'impatto, uno dei veicoli si è rovesciato su un fianco sulla carreggiata. I pompieri, arrivati dai distaccamenti di Cittadella e Castelfranco, hanno liberato le 3 persone rimaste bloccate tra le lamiere delle auto e sono state prese in carico dal personale del SUAM 118. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte per circa un'ora. L'esplosione di ieri all'alba in un'abitazione a Valdagno, come sapete, probabile la causa è una fuga di gas che ha innescato questa violenta deflagrazione. Un uomo è rimasto ustionato al volto e alle mani. Sentiamo. Il boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Contrada Pregrassi nella frazione di Novale a Valdagno.
Una potente deflagrazione ha squarciato letteralmente una vecchia abitazione accostata inserita nel borgo al Civico 4, quando nella stretta vallata era ancora buio. Il tetto e parte della muratura al primo piano dell'immobile sono crollati, proiettando massi e calcinacci a decine di metri di distanza. Eravamo in letto, mi sentivo un boato, tremare i muri delle due case fin qua. Cosa è successo? Io mi guardavo fuori dalle finestre, per là, anche i miei vicini qua. E dopo io mi attaccavo a vedere là davanti a casa là, tutto materiale. Se uno passava da lì che minuto lì, che secondo lì, io non so, l'esplosione. Quella casa lì che è ancora da finire e mi ha telefonato un signore qui e allora sono venuto su a vedere. All'interno dell'abitazione solo un quarantenne colpito in pieno dalla deflagrazione che sembra essere stata provocata dalla saturazione di gas fuoriuscito da una bombola. Vigili del fuoco e carabinieri stanno accertando la dinamica degli eventi, che non esclude la possibilità di un gesto volontario. I vicini sono subito accorsi per sincerarsi dello stato di salute dell'uomo, che descrivono come soggetto psicologicamente fragile, provato anche da un recente lutto per la perdita dei genitori. Qualcuno l'ha raggiunto e lui era confuso, ha cercato di uscire e l'abbiamo soccorso tutti quanti, insomma, quei vicini che insomma, lo conoscevano e abbiamo cercato di metterlo lì in sicurezza, tranquillo, aspettando che arrivassero con calma l'ambulanza, i carabinieri per capire la situazione, insomma, ecco, più che altro per lui, eravamo preoccupati per lui. Il quarantenne, ustionato per il 12% del corpo, in prevalenza alle mani e al volto, è stato inizialmente trasportato in codice giallo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. In serata è stato infine trasferito al centro ustionati Borgo Trento di Verona. Servizio di Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza. Adesso vediamo a Montecchio Maggiore. Sono crollati 10 metri del muro perimetrale di Villa Cordellina. Montecchio Maggiore, crollano 10 metri di muro perimetrale della storica Villa Cordellina. Per fortuna al momento del cedimento nessuno stava passando, non ci sono persone coinvolte, niente feriti, ma le pietre si sono riversate sulla pista ciclabile. È un tempio istituzionale, la sede di rappresentanza della provincia di Vicenza. Per questo sul posto arrivano subito il sindaco Silvio Parise e il presidente Andrea Nardin per verificare la situazione e organizzare i primi interventi. I tecnici della provincia nelle prossime ore faranno già la verifica e faremo tutto quello che sarà necessario per mettere in sicurezza tutto il muro di cinta, che in effetti in alcuni punti si vede che manca di alcune pietre, ma soprattutto ha un'inclinazione non perfetta, quindi la volontà di intervenire quanto prima per ripristinare anche i punti dove questo può sembrare ammalorato. Subito vengono attuate le prime misure emergenziali per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Si stanno valutando le cause del crollo, ma è molto probabile che le intense piogge delle ultime ore abbiano influito su una struttura su cui erano già programmati interventi di restauro, trattandosi di un muro del Settecento. Quello che è importante ora è che nessuna persona si è fatta male, quindi fortunatamente su questo non è successo nulla, ma invece l'idea di riuscire quanto prima a liberare di nuovo la pista ciclabile per renderla fruibile alle persone, ma soprattutto fare una verifica su tutto il perimetro della villa. Quindi un intervento importante che si somma a quello che stiamo già facendo all'interno della villa per gli adeguamenti all'ingresso alla sala del Tiepolo, affinché anche le persone disabili possano accedere direttamente alla sala. Quindi quest'anno la villa avrà investimenti consistenti sia all'interno che anche sul muro di cinta. A Rossano Veneto monta la protesta di chi ha un'attività che si affaccia sulla piazza, quindi i commercianti, dove ancora i lavori sono bloccati. Sentiamo. Dopo 26 anni mi dispiacerebbe chiudere, non perché non so lavorare, ma perché non mi lasciano lavorare. È avvilita, sconsolata, amareggiata e arrabbiata Caterina Baggio, titolare del bar che si affaccia proprio davanti all'incompiuta di Rossano Veneto. Siamo tornati in piazza, una piazza che ormai si caratterizza con i dissidi, le lotte interne, le contestazioni tra maggioranza e opposizione, dove i lavori sono bloccati per l'ennesima volta. E intanto, tra i battibecchi vari, ci sono le persone che gestiscono negozi e locali presenti proprio in piazza, che non ne possono più. Non c'è nessun interesse a far lavorare i commercianti e da parte di tutti una malinconia infinita, proprio
non ci aiutano in nessuna maniera. Posso ringraziare solo, se sono ancora qua, dopo 26 anni di lavoro, posso ringraziare solo la parrocchia che mi ha dato una mano, Don Paolo, perché per gli altri proprio siamo zero. Quando mandi a chiamare qualcuno per sapere qualcosa, non c'è niente, non c'è nessuno che ti risponde. Si sente abbandonata completamente? Mamma mia, tantissimo. Il disastro di questa piazza sembra proprio non interessa a nessuno. Continuo a chiamare che mi diano una risposta, perché un'altra estate così come gli anni scorsi non la vorrei fare. Mi vedrei costretta, quasi costretta a chiudere, non ce la faccio. Per non parlare della clientela persa in questi anni di cantiere aperto e piazza chiusa. Senza parcheggi, senza niente, io ho perso un 60-70% di lavoro. Come è riuscita ad andare avanti? Con i bravissimi rossanesi che vengono ancora qui e che li ringrazio tanto. Servizio di Vanessa Banzatto, e ci sono invece esercizi commerciali trasformati, come in questo caso, in una fumeria clandestina. È un mini market dove c'è stato un blitz della polizia locale con il cane antidroga, mini market nei pressi di Via Piave a Mestre. Sono state sequestrate cannabis e cocaina. Ilaria Marchiori. Dall'esterno sembrava un normale negozio etnico, un mini market. Una volta all'interno, però, gli agenti della polizia locale hanno trovato una vera e propria fumeria clandestina. I controlli degli agenti dei nuclei cinofilo e pronto impiego sono arrivati dopo diverse segnalazioni di movimenti sospetti riconducibili al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta arrivati, infatti, gli agenti della polizia locale hanno trovato all'interno del negozio, poco distante da Via Piave a Mestre, 8 cittadini africani seduti su tavoli e sedie intenti a fumare e con bottiglie di birra a disposizione, oltre a varie dosi di marijuana, hashish e cocaina. Altre confezioni di sostanze sono state poi trovate a terra e nascoste addirittura dietro la carta da parati, individuate anche grazie all'intervento del cane antidroga Quad. Gli stranieri sono stati segnalati alla prefettura, mentre la titolare dell'esercizio commerciale denunciata per violazione dell'articolo 79 del testo unico sulle droghe, per aver allestito parte delle stanze a fumeria clandestina e aver permesso che il locale fosse luogo di ritrovo per persone dedite al consumo di sostanze. Un rapporto è stato anche trasmesso al questore per i provvedimenti di competenza. Non è infatti esclusa una sospensione della licenza per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L'operazione dimostra ancora una volta quanto sia importante il presidio costante del territorio e il lavoro integrato tra i diversi nuclei della polizia locale, il commento dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. Servizio di Ilaria Marchiori, con i nostri registi Alberto Pivetta e Andrea Basso. Andiamo in pubblicità un paio di minuti, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG. C'è un primo indagato per omicidio nell'inchiesta milanese sui cosiddetti cecchini del weekend durante l'assedio di Sarajevo. Si tratta di un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone. Svolta nel caso dei cosiddetti cecchini del weekend durante la guerra nella ex Jugoslavia. C'è un indagato per omicidio volontario continuato aggravato nell'inchiesta aperta a Milano nei mesi scorsi dopo l'esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni su alcuni cittadini italiani facoltosi che pagavano per andare a uccidere anche donne, anziani e bambini nella Sarajevo assediata tra il 92 e il 95. Da quanto si è saputo nelle indagini del ROS dei Carabinieri, oggi è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio fissato per lunedì prossimo per un 80enne ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone. Nel documento dello scrittore venivano riportate anche le parole dell'ex 007 dell'intelligence bosniaca Edin Subasic sul fatto che a inizio 94 i tiratori turistici partivano da Trieste, un fatto a conoscenza dei servizi italiani che poi avrebbero interrotto quegli orribili safari. Tra i racconti agli atti anche quello di un soldato serbo catturato che riferì allo 007 bosniaco di aver assistito in prima persona al trasporto di uno dei cacciatori. Fu quel test oculare a parlare di italiani che arrivavano da Milano, Torino e Trieste.
Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Vediamo adesso ancora i Maranza in azione. Prima hanno molestato i clienti di un kebab, poi hanno aggredito i carabinieri rompendo il dito ad un militare che ha riportato 20 giorni di prognosi. Si tratta di 3 giovanissimi arrestati dagli uomini dell'Arma, un 17enne e 2 ragazze poco più che 18enni già aggravate da foglio di via. Sono accaduti questi fatti l'altra sera in Piazza Duomo a Treviso. Ho preso le bibite dal frigo e sono andati via senza pagare più quell'occasione. Sono stessi, anche hanno fatto altre volte. Sono sempre gli stessi che girano. Sì, sì. Soggetti noti, problematici quanto giovanissimi, che stavolta hanno superato ogni limite, prima molestando i clienti del kebab di Piazza Duomo, poi aggredendo i carabinieri intervenuti per calmare gli animi. L'allarme è partito proprio dal titolare del chiosco, dopo che il gruppetto aveva rubato delle bibite dal frigo posto all'entrata, gesta, chiamiamole così, immortalate anche dal sistema interno di videosorveglianza. Ma la strafottenza diventa vera e propria violenza quando arrivano i militari che intercettano i giovanissimi poche decine di metri più in là, all'altezza della gelateria romana. Si tratta di 2 ragazze di 18 e 19 anni residenti nel Montello, già destinatarie di foglio di via, con precedenti per violenza e furti. Una in particolare era stata l'autrice di alcune aggressioni in un istituto superiore di Valdobbiadene, con loro un ragazzo minorenne di 17 anni, tutti italiani di seconda generazione. Sono le 8 di sera quando i 3 vengono avvicinati dai carabinieri che chiedono loro i documenti e spiegazioni su quanto appena successo al kebab. La reazione è sopra le righe. I giovani colpiscono i carabinieri con calci, pugni, spintoni. Un militare riporta la frattura della falange di un dito, per lui 20 giorni di prognosi, 2 giorni per l'altro collega. Riportata la calma, vengono condotti nel vicino comando di via Cornarotta, per loro scattano gli arresti. Episodio estremo ma non raro per chi vive nel centro. C'è un tema Maranza? Sì, purtroppo sì, c'è un tema pericolo di queste bande di ragazzini che hanno un'anarchia in testa incredibile, non hanno paura di nulla, aggrediscono chi possono ma con una sfrontatezza vergognosa, sì. Ci sono tanti ragazzini e i ragazzini non dico che sono tutti dei delinquenti, però quelli che ci sono fuori noi chiudiamo la sera perché abbiamo visto che questa zona qua è diventata un po' così, insomma, non più tanto sicura. E non aiuta lo svuotamento del centro nelle ore serali. Dai commercianti l'appello a fare di più. Gianluca Pavan, 28 anni, è il giovane titolare del Maison Noir a pochi passi dal Duomo. Il suo è un messaggio preciso. In Maranza è un problema grave al momento che bisognerà risolverlo al più presto, secondo me. Noi giovani titolari di Treviso vogliamo far crescere il nostro territorio e far espandere al massimo per renderlo migliore Treviso, diciamo. Voi volete crescere qui sul territorio? Esatto, e non andarcene. Vogliamo restare qua e far il meglio possibile. Come vi avevamo detto in apertura del telegiornale, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato una bassanese di 54 anni che avrebbe fatto da palo durante la rapina ai danni di una donna e di suo figlio che furono aggrediti, legati e rapinati. È accaduto l'anno scorso. Adesso sentiamo i particolari da Monica Smidel. A te, Monica. Alle mie spalle lo vedete il negozio di alimentari e panificio teatro lo scorso 20 settembre di una brutale rapina, un episodio molto violento. Per 2 ore madre e figlio rimasero nelle mani dei rapinatori, furono brutalmente picchiati. La signora, la titolare del negozio, Laura Mercante, 80 anni, tra pochi mesi, e il figlio Francesco rimasero feriti. 60.000 euro il bottino della rapina, nel corso della quale agirono 3 persone. Oggi è arrivata la notizia dell'arresto di una 54enne di Bassano accusata di rapina pluriaggravata ai danni appunto dei titolari del negozio. Un episodio che scosse l'intera comunità
comunità di Marsan di Marossica. Siamo entrati appunto nell'esercizio commerciale e abbiamo portato la notizia a Laura e Francesco, che ancora non sapevano nulla dell'arresto. Le indagini intanto sono ancora in corso, perché rimangono da identificare i complici della bassanese di 54 anni che appunto alla quale stamattina è stato notificato l'ordine di arresto emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ero a letto, mi si presenta uno con una lucetta qua, venda solo gli occhi fuori, e vogliamo soldi? E pum, ma soldi, come faccio a darti se te mi sei a battere? No, non posso darti soldi se te me vuoi copare. E c'era un altro fuori dalla camera con un sensore che faceva, cercava, sentiva che c'era qualcosa. E voleva la chiave, prima gas subito lui. Insomma basta, quella sera avevo una testa così dai botte che avevo, mi era tutto sulla testa, io lì mi battuto, basta, non avevo altre cose, e per fortuna il Signore mi ha aiutato che sono rivenuta, che sentivo di mancare, però mi ha salvato il fiore. Che ho detto guarda là che c'è una chiave, provai a vedere dentro là e ma ancora io volevo ancora, e cosa voglio che mi dà? Sì, che non trovai il pacco. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no perdono, a voglia. Una delle tantissime testimonianze drammatiche di persone che sono state aggredite in casa loro, nei loro negozi, da queste bande di predoni è incredibile, non si può andare avanti. Non si può andare avanti così. Ci sono, oltre ai ladri, i rapinatori, poi ci sono anche i violenti che provocano le risse e le caccia ai protagonisti della violenta lite che è scoppiata in un bar di Viale della Repubblica a Treviso. Si sono sentiti i tavoli che si spostavano, infatti è stata la mia dipendente ad avvisarmi che erano arrivati alle mani e in quel momento sono intervenuto per separarli. Avevano dei piedi di porco in mano, si vede che erano già pronti per la lite. I toni si sono presto surriscaldati nel plateatico del Bistro Bar 188 in Viale della Repubblica Treviso, dove solo l'intervento del giovane Davide U, figlio della titolare, ha evitato la violenza più cieca. Sono le 17 quando una coppia di uomini entra nel locale dirigendosi verso un gruppo di 4 seduti al tavolo. Ad andare in scena è quello che sembra un vero e proprio regolamento di conti. Volano parole, poi calci e pugni, pochi attimi e i due uomini estraggono per l'appunto dei piedi di porco, ed è qui che Davide U cerca di scongiurare il peggio. Intanto li ho separati, dopo quando mi sono accorto della presenza dei piedi di porco io l'ho sottratto. Li hai disarmati? Sì, detta così sì. Sì, hai avuto una prontezza di riflesso, anche coraggio? No, vabbè, non era quello il mio primo pensiero. Il mio primo pensiero è appunto la salvaguardia del locale e della mia clientela. Perché in finale questo episodio non doveva accadere e non deve accadere, specialmente in locali pubblici. Dopo l'intervento del giovane, i 6 uomini escono dal locale. I toni sono accesi anche in strada, ma i due gruppi si disperdono a bordo delle loro auto. Sul posto intanto arrivano le volanti della polizia con gli agenti che iniziano ad acquisire i video della sorveglianza sia pubblica che privata. Su Viale della Repubblica sono puntati diversi occhi elettronici. Tutti gli uomini coinvolti sarebbero di origini balcaniche. Quello che è accaduto non doveva accadere. Perché poi queste cose mettono in difficoltà i titolari di locali. Esattamente, mette una brutta luce sul locale che abbiamo aperto 2 anni fa e in quanto bar attività nuova abbiamo sempre cercato di mantenere
un'immagine pulita e una clientela pulita, perché in finale è ben frequentato questo bar. Ed è così che Davide si fa portavoce di un disagio diffuso, la difficoltà per chi sta dietro un bancone di prevenire e gestire situazioni simili. Basta. Noi siamo qua, non siamo qua perché ci divertiamo, noi siamo qua per lavorare, in finale. Per noi non è un gioco, specialmente atti del genere. Sappiamo che le forze dell'ordine fanno il loro meglio e niente, sappiamo che anche questo episodio verrà risolto dalle forze dell'ordine. E proprio l'aumento degli episodi di violenza ha indotto il sindaco di Treviso, Mario Conte, a favorire l'allargamento della zona rossa. Oggi, con questa ulteriore zona rossa, siamo convinti di dare una risposta importante alle esigenze dei cittadini. Questo lo dico a quelle forze politiche che cercano in tutti i modi di metterci il cappello sopra politico o di criticare le iniziative, in questo caso della prefettura. Io credo invece che il partito di riferimento più importante che oggi vince con questa iniziativa sia la cittadinanza. Il primo cittadino non risparmia un seppur velato riferimento a Fratelli d'Italia, da una parte che rivendica la paternità del provvedimento e al Partito Democratico critico invece nei confronti della misura. Quello della zona rossa allargata, chiesta dai cittadini, di cui il sindaco si è fatto portavoce ai tavoli istituzionali, è un tema che tiene acceso il dibattito politico, soprattutto all'interno della stessa maggioranza. L'avvocato Fabio Crea, esponente dei meloniani, ricorda le diverse dichiarazioni rilasciate dal sindaco Conte negli scorsi mesi sul provvedimento. Diverse volte era stato detto che non c'era la necessità della zona rossa perché Treviso era assolutamente tranquilla e evidentemente dopo ciò che è il risultato che è sotto gli occhi di tutti, quella che era la realtà, si è resa necessaria l'istituzione per la seconda volta della zona rossa grazie al provvedimento prefettizio su istanza del sindaco Conte. Quindi bene che si sia guardata in faccia la realtà. Crea rimarca poi come l'idea di allargare la zona rossa ad altre aree calde del centro fosse già stata lanciata proprio da Fratelli d'Italia. In un'area molto ampia, come anche come partito avevamo ritenuto di evidenziare, tanto è vero che era stata sollecitata un'estensione della zona rossa. I fatti ci sembravano già qualche tempo fa evidenti. Bene che il sindaco ne abbia preso atto. Intanto il sindaco Conte assicura ai cittadini che non solo la zona rossa ma tutta la città continuerà ad essere presidiata dalle forze dell'ordine, come via Collalto, che alla vigilia molti si aspettavano potesse rientrare nel provvedimento. Essere fuori dalla zona rossa non significa essere scoperti dai servizi di pattugliamento e di controllo, quindi nessuna preoccupazione. Ovviamente le dimensioni e le caratteristiche delle zone rosse sono stabiliti dalle forze dell'ordine. E a Vicenza un tavolo di confronto in prefettura sulla sicurezza degli studenti alle fermate del trasporto pubblico dopo il grave incidente di Noventa dove a una ragazzina è stato necessario amputare una gamba. È stato deciso di introdurre alcune novità per implementare il livello di sicurezza. Sul posto per noi Daniele Garbin e Simone Squarcina. Studenti, trasporto pubblico e sicurezza. Su questo tema c'è stato un tavolo importante ieri in provincia con i diversi protagonisti, gli attori di vari enti, tra cui anche la CGIL, con me Giovanna Manuzzato, la segretaria generale della FIL Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, tanto per anticipare il tema, tutto è nato a seguito dell'incidente gravissimo a Noventa Vicentina dove una studentessa di 14 anni alla fine è stata amputata una gamba durante la fase coincidata della salita all'autobus durante il trasporto. Ecco, in quel momento lì è scatenato un po' tutto quello che riguarda la preoccupazione perché episodi simili accadono quotidianamente anche in altre realtà, non solo del Vicentino, e non bisognava aspettare un incidente così per provare a intervenire. Su questo c'è stato l'incontro con noi, abbiamo sentito anche il sindaco di Noventa Vicentina che aveva fatto un appello. Ecco, queste erano le sue ultime parole. Il problema di trasporto pubblico e della sicurezza è un problema che riguarda non solo Noventa Vicentina ma gli altri comuni, e quindi a nome anche del tavolo ma a nome anche dei colleghi sindaci del territorio chiedo che venga fatto un tavolo sovracomunale per parlare a 360 gradi del problema trasporto non solo scolastico, pubblico in generale, e della sicurezza. È un tema credo importante e credo che la provincia di Vicenza e la regione su questo non possono tacere.
Queste le parole di Mattia Veronese, il sindaco di Noventa Vicentina, e abbiamo sentito ha voluto coinvolgere non solo la provincia ma anche la regione. Ecco, è opportuno il coinvolgimento della regione per affrontare questo argomento, questo tema? Buongiorno, sì, anche noi come Filte CGIL e come CGIL crediamo che sia opportuno all'allargamento più possibile di tutti gli enti competenti per badare alla sicurezza di studenti, lavoratori e lavoratrici. Ecco, noi abbiamo sentito che ieri erano presenti SVT, il provveditorato, oltre a voi che avete fatto la richiesta per i lavoratori e la società. Ecco, si è arrivati a un dunque importante, cosa è stato deciso? Allora, all'inizio c'era un po' di confusione tra autorità competenti e servizio d'ordine, quindi polizia e quant'altro. Come CGIL ovviamente la polizia non siamo d'accordo perché un servizio militare non è la giusta osservazione per rientrare dalla crisi, però sembrerebbe appunto che ci sia un stanzionamento economico per degli steward e quindi già questo come primo intervento secondo noi potrebbe essere interessante. Cordoglio per la morte di Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo. I suoi funerali saranno celebrati lunedì prossimo nel Duomo di Treviso alle 11. È stato un grande maestro, ma soprattutto è stato un grande maestro di vita e un papà veramente immenso. Forse, anzi assolutamente, se io fossi stato padre avrei voluto essere quello che ha fatto mio papà per me. Un nodo alla gola, le lacrime soffocate dai ricordi di una vita impossibili da dimenticare. Ci racconta del lavoro, ma ancor prima di quanto il papà gli ha insegnato nella vita. I ricordi di mio papà sono tanti e la cosa più forte che posso ricordare è ogni giorno. Quindi quello che ha lasciato mio papà è un segno indelebile. Mi ha insegnato un lavoro e rispetto. Ho avuto la fortuna di lavorare anche col nonno, quindi eravamo in 3 generazioni. Mio papà mi ha sempre assolutamente assecondato. Si è spento all'età di 85 anni Italo Varisco, maestro della lavorazione del vetro e del cristallo. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo. Lascia la moglie Bruna e i 2 figli Marco e Cristina. Nato a Murano, Varisco affonda le sue radici in una storia familiare profondamente legata al vetro. 50 anni fa a Murano vivevo in bottega, altrettanto adesso sta facendo mio figlio dopo 50 anni che si è fatto le bomboniere, a 12 anni, le bomboniere della Cresima. Nel corso di una lunga carriera ha saputo elevare l'incisione su cristallo al linguaggio espressivo di altissimo livello. Oggi l'attività di famiglia è portata avanti dal figlio Marco, che ha saputo innovare senza mai staccarsi dalle radici del passato e dalla tradizione. Marco ha imparato l'arte lavorando fianco a fianco con il nonno e con il papà. Questa qua era nata come scafo di una barca a vela, no? Ed era orizzontale. E un giorno, senza che mio papà sapesse, l'ho trasformata in angelo. Questa è stata una cosa, uno scherzo però sentito e dedicato a papà. La comunità trevigiana perde un pezzo della storia dell'artigianato, interprete autentico di una tradizione di famiglia, dice il sindaco Mario Conte. Fatemi innanzitutto portare le condoglianze a tutta la famiglia e portare proprio la vicinanza di tutta la comunità a una persona straordinaria, un grande artista, un grande artigiano, un grande padre di famiglia che ha saputo tramandare insieme al nonno, insieme al figlio, di generazione in generazione l'arte e la maestria appunto della famiglia Varisco, che oggi passa totalmente in mano nelle mani dei figli. Non è solo la Marca, ma tutto il Veneto a perdere un campione di questa lavorazione che incarna una delle tradizioni artigianali più identitarie della nostra terra. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Italo Varisco ha fatto della materia vetrosa non solo un mezzo d'espressione, ma un vero e proprio patrimonio culturale vivente, innovando tecniche di incisione e lavorazione del cristallo che hanno conquistato estimatori internazionali, conclude il presidente di CNA Treviso, Giampaolo Stocco. Servizio di Daniela Sizia, pubblicità, torniamo subito. Un sit-in di protesta degli studenti medi al provveditorato degli studi di Vicenza contro una circolare del ministro Valditara.
Nella iniziativa dei ragazzi non vedo nessun problema, si chiede semplicemente che il docente non venga meno al suo ruolo di educatore e quindi eviti di fare propaganda politica, ma stimoli il dibattito. Il docente, l'insegnante, il professore deve dare gli strumenti ai ragazzi, non imporre il proprio punto di vista. La polemica si infiamma. Leonardo Stella di Fratelli d'Italia difende il questionario con cui Azione Studentesca ha acceso il dibattito su quella che viene definita politicizzazione delle aule. È scattata la polemica strumentale da parte della sinistra extraparlamentare, ma non solo, che in maniera, come dicevo appunto, strumentale cerca di cambiare le parole dei ragazzi, dei militanti di Azione Studentesca, mettendogli in bocca liste di proscrizione e chissà quali altri crimini. Veniamo attaccati dalla sinistra perché dicono che vogliamo nome e cognome dei professori che fanno propaganda, e invece noi non abbiamo mai chiesto di riportare nomi e cognomi dei professori, ma semplicemente di riportare i fatti per come sono avvenuti, anche senza l'utilizzo di nome e cognome, per la privacy dello stesso professore. Insomma, Azione Studentesca sottolinea che il questionario con cui si chiede agli studenti di segnalare eventuali episodi in cui venga fatta propaganda politica a scuola non richiede nomi e cognomi degli insegnanti casomai coinvolti. Pensiamo che la scuola deve essere un terreno libero di pensare, dove non ci deve essere politica da parte dei professori, ma semplicemente libertà di pensare per gli studenti. A Cusinati di Rosà è a rischio chiusura la scuola materna. I genitori ci hanno chiamati per dire che sono pronti a tutto per mantenere viva questa struttura. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della volontà di chiudere l'asilo parrocchiale di Cusinati di Rosà. I genitori l'hanno saputo solo poche ore fa e, subito dopo lo stupore, si sono attivati per cercare di salvare la materna, punto di riferimento di un'intera comunità, chiedendo anche il nostro intervento. Onestamente è stata, non dico una pugnalata, ma è simile a una pugnalata. Si perde sicuramente il riferimento della comunità, che poi a ruota può far perdere altri riferimenti. Dal mio punto di vista poteva essere gestita veramente diversamente, poteva essere più sponsorizzata dagli enti anche locali, diciamo. Come è stata giustificata questa volontà di chiudere la scuola? È stata giustificata con la motivazione che le spese per questa scuola sono troppe e il numero di iscritti e bambini presenti è comunque troppo ridotto. Siete intenzionati a dare battaglia per i vostri figli? Assolutamente sì, noi i bambini da qua non vogliamo toglierli. Noi speriamo che, muovendo un po' le acque, riusciamo ad avere un confronto in diocesi col vescovo per magari proporgli qualche nostra idea per provare a salvare l'asilo, magari anche chiedergli una proroga di un altro anno in maniera di attivarci anche con iniziative, raccolte fondi, iniziative benefiche, perché così all'improvviso non abbiamo avuto modo di fare qualcosa di più, tutti come comunità, come paese, perché penso che tutto il paese abbia l'interesse nel tenere aperto l'asilo. Essendo una comunità parrocchiale ci dovrebbe essere anche l'aiuto fraterno, quello che tanto si cerca di dire che ci deve essere sempre, per cui in qualche maniera anche gli altri asili avrebbero dovuto aiutare in qualche maniera Cusinati per non la chiusura di questo asilo e per cui in qualche maniera la mortificazione di una comunità vera e propria. Pur non essendo struttura comunale, i genitori si stanno rivolgendo anche alla sindaca Mezzalira per avere un aiuto per mantenere aperta la scuola, frequentata non solo da rosatesi, come ci dice questa mamma. Noi siamo residenti nel comune di Carmignano, noi ci facciamo tutti i giorni la strada per venire fino a Cusinati, perché comunque tra tutte le strutture che abbiamo visitato è stata la struttura migliore in assoluto che abbiamo visto. Questa scuola qua alla fine è tutto qua, è un'unione, è una piccola famiglia, è una struttura che perdere non vogliamo. Il prossimo weekend l'altopiano si accende di magia con l'appuntamento Asiago Fiocchi di Luce. Mentre i fiocchi di neve finalmente scendono silenziosi sull'altopiano, si avvicinano anche quelli di luce. Ormai manca poco, l'attesissimo appuntamento Asiago Fiocchi di Luce illuminerà Piazza Carli il 13, 14 e 15 febbraio. Un evento bellissimo che valorizza una delle eccellenze turistiche, una delle zone più belle della nostra provincia, che è l'altopiano di Asiago, e penso che quest'anno, tra l'altro, nel quale i fuochi di artificio si rifletteranno su un bianco della neve che è caduta in questi giorni, saranno ancora più belli. L'edizione di quest'anno si intitola In vetta con le stelle. Il tema è appunto quello delle stelle, le stelle dello sport in questo caso, siamo in coincidenza con l'evento olimpico e sarà ancora più significativo. Con un occhio
occhio di riguardo anche verso la sostenibilità. Abbiamo voluto ridurre l'impatto dei botti per poter garantire un maggiore equilibrio ambientale e abbiamo voluto sorprendere il pubblico innumerevole che sarà presente, le innumerevoli persone, anche attraverso la predisposizione di nuovi mezzi per poter stupire i molti che parteciperanno. Non un semplice spettacolo pirotecnico dunque, ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra fuochi d'artificio, paesaggi imbiancati e musica avvolgente. Un evento seppur recente, oramai atteso da tantissime persone che non vedono l'ora di vedere appunto l'altopiano di Asiago illuminato da questi bellissimi fuochi, dai colori che ne enfatizzano ancora di più la bellezza e la straordinarietà. Servizio di Nancy Galdi, gli ospiti di questa sera Focus alle 21:15, Marcello Bano, Paolo Bonafè, Sonia Brescacin, Marco De Blasis, Stefano Di Lallo, Morena Martini, Nicola Rocco e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Alberto Pivetta e Andrea Basso, ci vediamo stasera a Focus, grazie molte, buona giornata.